Mister, innanzitutto complimenti, la Ternana ha protetto questo secondo posto, ha vinto una partita non facile e c'è stata una grande doppietta di Pirone. Sì, assolutamente. Una partita non facile e lo sapevamo perché, come ho detto a Giacomo all'ultima d'andata e ho ribadito oggi, tra le squadre in lotta per la salvezza, che lui alla fine del giorno d'andata era un po' preoccupato, si vede che è una squadra che gioca a calcio come sa fare lui e sa metterla in campo lui, una squadra propositiva che cerca di giocare sempre e sapevamo benissimo che potevamo trovare delle difficoltà di giornata e ancor più perché loro chiaramente liberate da pressioni di classifica, è una squadra che ha tante giocatrici di talento che giocano bene, quindi non è stata una partita semplice, anzi abbiamo dovuto cercare di alzare un pochino il livello e ne avevamo bisogno perché l'approccio al primo tempo non mi era piaciuto granché, sinceramente, perché se noi adesso andiamo a giocarci uno spareggio dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Se ogni tanto lavoriamo con un po' di timore, non abbiamo coraggio nelle giocate, siamo timidi in certe fasi della partita, poi certe gare diventano veramente complicate e oggi è stato anche allenante da questo punto di vista. Per il resto un secondo posto che ritengo meritato. Siamo stati sempre ai vertici del campionato cercando di lavorare con il nostro sistema di gioco, con dei nostri concetti che fanno sì che la Ternana sia una squadra propositiva. Per il secondo anno consecutivo abbiamo il miglior attacco del campionato e questi sono numeri veri che a me piace snocciolare. Abbiamo fatto più punti del Napoli l'anno scorso quando ha vinto il campionato, oggi 76, il Napoli l'anno scorso con 74 ha vinto, abbiamo fatti 9 in più dello scorso campionato e questo significa che il progetto crescita della Ternana c'era a prescindere e ci ha portato a questo risultato nonostante tante problematiche di stagione. Hai parlato dello spareggio, mancano pochi giorni in realtà alla gara di andata, com'è andata oggi la gestione delle forze? Perché comunque è un tema importante. Purtroppo non siamo riusciti perché San Marino ci ha impegnato, non faccio fatica a sottovalutare avversari di questo calibro, quindi diciamo che abbiamo impiegato un pochino tutti, abbiamo soltanto alternato Quazzico e Zannini, a centrocampo Ferrara perché sono ragazze che stanno bene e già possono essere pronte comunque per questo tipo di gare. I cambi, quelli, secondo me, quelli erano e abbiamo cercato di chiuderla un pochino prima, ma più di quello non ci è riuscito, quindi abbiamo portato tutte le ragazze in fondo, ma ci ricapita una settimana piena come quella che è stata, che anche lì ci aveva detto un pochino male perché avevamo Cesena di mercoledì e Lazio a domenica, quindi il Napoli oggi ho visto che ha fatto ampio turnover perché chiaramente non si giocava niente e giustamente hanno approfittato. Però dopo tutto un anno così, sempre a 100 all'ora, dover fare due partite ancora credo che sulle ali dell'entusiasmo possa far superare tutti i piccoli acciacchi, la stanchezza e quello che le ragazze possono incontrare adesso. Mister, comincerei da quella maglia. Oggi è una giornata speciale per la tua squadra, per Jessica Menin che lascia dopo una militanza lunghissima. Tu l'hai affrontata anche da avversario. Sì, io l'ho affrontata da avversario per 2 stagioni col Chievo e mi ricordo sempre che quando preparavo le partite un timore forte da allenatore della squadra avversaria c'era sempre su Jessica perché è una giocatrice fortissima e quindi quando c'era da preparare una partita d'avversario un occhio di riguardo su di lei purtroppo andava sempre messo. Ho avuto l'onore di poterla allenare quest'anno, è una ragazza eccezionale
esemplare dal punto di vista dell'impegno negli allenamenti, una bravissima professionista. Spiace magari da un certo punto di vista essere l'allenatore con cui conclude la carriera, però insomma ripeto, sono onorato di averla avuta almeno un anno tra le ragazze da allenare, e poi come ho detto a lei sicuramente ci saranno dei giorni un po' duri da groppo in gola, però per persone che hanno così passione per questo sport, ho detto a lei che il calcio c'è sempre e sicuramente troverà modo per trovare gioia ancora nel calcio con un ruolo nuovo. Mi auguro per lei qui a San Marino, perché ha fatto tantissimo per questa città, per questa società, quindi io auguro a Jessica di poter continuare nel calcio per San Marino. Parliamo della partita con la Ternana. Diciamo che la squadra umbra ha preso il largo dopo il 66esimo, a essere esatti, ma prima c'era stata battaglia, la San Marino Academy l'aveva pareggiata. Sì, io penso che potessi sognare un finale di stagione più bello possibile la partita di oggi, perché sono di nuovo orgoglioso di quello che siamo riusciti a costruire in 5 mesi, perché una squadra come la nostra, che riesce a tenere testa quasi alla pari, se non alla pari, un avversario così forte, è solo che da essere orgogliosi. Oggi sono contentissimo delle mie ragazze, hanno fatto una prestazione eccezionale, siamo stati in partita praticamente dall'inizio alla fine, e quindi sono molto felice, e sono felice anche dell'esordio di Zaira Cuciniello, perché è una ragazza che negli ultimi mesi si è divisa in un doppio impegno tra primavera e prima squadra e ha delle ottime qualità. Il futuro è dalla sua parte e quindi ero felice di poterle dare l'esordio oggi, e se lo meritava. È stato un secondo estratto di stagione, una seconda metà di stagione molto molto complicato per la San Marino Academy, ma alla fine qual è il tuo pensiero finale? Sì, molto complicato, ma alla fine nell'arco di 30 partite l'infortunio, l'imprevisto un po' succede un po' a tutti, no? È raro avere la stagione perfetta, e quindi ne abbiamo preso atto, abbiamo sempre trovato degli adattamenti nuovi per essere sempre competitive, e credo che nel girone di ritorno lo siamo sempre state. Abbiamo fatto un girone di ritorno strepitoso, 7 vittorie su 16 partite, 15 partite, più o meno da settimo, ottavo posto. Adesso devo ancora vedere i risultati di oggi, però al di là dei numeri è la mentalità e l'organizzazione di una squadra che è completamente nuova, in grado di competere alla pari con le altre. Volevo fare, prima di chiudere, solo un complimento alla Ternana, perché è una società di fatto che è viva da 2 stagioni e basta, ed è sempre stata in piani altissimi in entrambi i campionati, guidata da un allenatore fortissimo che riesce a trasmettere, oltre che un gioco di qualità, la propria mentalità vincente a tutte le ragazze, e l'affetto che hanno le ragazze per il proprio allenatore si vede dagli sguardi, e quindi io sono il primo a fare loro i complimenti e auguro di portare alto il valore di questa Serie B nel doppio scontro che avranno in settimana col Napoli, perché sono convinto che possono giocarselo al massimo delle forze e quasi alla pari, tralasciando il concetto delle 2 categorie differenti. Grazie. Raffaella, 18 gol in campionato. Da quel punto di vista è stata la tua miglior stagione. Oggi la San Marino Academy non ha certo partecipato, ha provato a mettere in difficoltà la Ternana. Com'è stata la tua lettura della partita? Secondo me è stata una buona partita da parte nostra, abbiamo retto il pallino del gioco per buona parte della partita, dopo siamo andati in svantaggio per un'ingenuità nostra, però siamo stati bravi a riprendere la partita in mano e a pareggiarla. Dopo è normale, quando giochi contro squadre così ben attrezzate, che comunque sia un obiettivo ben saldo nella testa, è difficile poi ottenere punti, però siamo contenti della nostra prestazione e finiamo questa stagione con un sorriso, perché finalmente si è visto un San Marino che gioca a calcio.
Sorrisi ma anche lacrime oggi perché è stata una partita emozionante, mi riferisco all'addio al calcio di Jessica Menin che è stata omaggiata da tutti. Sì, Jessi è stata e sarà l'esempio per San Marino perché rappresenta umiltà, dedizione e soprattutto ciò che deve essere un capitano in una squadra. Ha sempre tenuto lo spogliatoio unito e credo che oggi è stato il minimo quello che noi abbiamo fatto per lei, per ricambiarla di tutto ciò che ha fatto lei per San Marino. È una donna invincibile, questa è la parola giusta, e credo che dovrà restare in questo ambiente perché San Marino ha bisogno di persone come lei, quindi credo che un capitano come lei non ci potrà più essere a San Marino. C'è anche una bella storia da raccontare perché un minuto esce Menin dall'addio al calcio, poco dopo entra Cuciniello che fa la sua primissima esperienza con la prima squadra. È bello da raccontare anche questo, no? Significa qualcosa. Sì, no, sicuramente è un gran piacere a volte far esordire giocatrici così giovani che comunque sia hanno avuto la possibilità di allenarsi qualche volta con noi in prima squadra, è stato un giusto premio per il mio, si rappresenta un po' un ricambio generazionale anche forse, spero che Cuciniello prenda ad esempio appunto la Jessi e che questa sia solo una delle sue grandi prime volte con San Marino. Ti faccio un'ultima domanda, a parte l'amicizia che vi lega, ora vi lega anche la fascia da capitano perché l'hai ereditata tu quest'anno da Jessica Menin. Sì, no, per me è un gran onore, io ho imparato tanto da lei e mi fa piacere ricevere la fascia da parte sua e continua a darmi consigli tutte le volte, quindi è una fascia che adesso porterò al braccio ma che rappresenterà sempre anche lei con me perché appunto come hai detto te, oltre che essere una mia compagna di squadra, oltre che essere il mio capitano è come una sorella, ci siamo sempre stati nei momenti difficili e credo che adesso ci godremo anche qualche momento bello come oggi. Grazie. Grazie. Valeria, non solo una vittoria che ha cementato il secondo posto ma anche una doppietta che ti fa raggiungere Bargi e quindi chiudi in testa alla classifica delle marcatrici. No, oggi era una vittoria importante per noi e ci ha fatto raggiungere i playoff questa vittoria e faccio i complimenti a Bargi perché ha fatto un ottimo campionato e ce la siamo giocati fino alla fine, ma sono contenta così. Oggi al di là dei miei gol l'importante era vincere, poi se faccio anche gol è meglio. In certi momenti della partita forse non ti piaceva la Ternana, ti abbiamo visto dare indicazioni ai compagni, anche gesticolare, poi sono arrivate due situazioni in cui hai fatto valere insomma, anche le tue qualità, due tiri imprendibili. No, il mio gesticolare era solo per aiutare le mie compagne in certe situazioni che stavamo in difficoltà, quindi una parola in più per un movimento, per una copertura o per una linea, di chiudere una linea, però qua non è facile a San Marino perché loro giocano bene, sono un'ottima squadra, fanno la loro partita, non si chiudono, loro tentano sempre di giocare, quindi sapevamo che era una partita così. Noi non abbiamo fatto la partita perfetta, però l'abbiamo fatta la partita per i 3 punti. Come arriva la Ternana a questo doppio appuntamento col playoff? Ma ora abbiamo pochi giorni per ricaricarci, sicuramente siamo lì perché ce lo meritiamo e quindi arriviamo con la testa giusta, vogliamo lavorare e pensare già a Napoli. Grazie.